Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a voi che siete qui, buonasera a chi ci sta seguendo da casa, sempre un piacere essere qui sotto un clima così bello per poter vivere insieme quello che è il sabato. E vi vorrei invitare ad alzarvi in piedi per iniziare il nostro momento di lode, perché è sempre quello, no? Lode, 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 celebrazione al nostro Signore. Io adesso vi voglio chiedere, siete voi qui, qualcuno di voi si considera forte? Sì, no, non si sa. Qualcuno di voi qui si considera forte? Bravi, fenomenali. No, siete deboli. Non lo dico io, non so quanto alzate di panca piana, ma lo dice la parola di Dio. Perché anche nelle nostre debolezze il Signore è quello che ci dà forza. E questo è esattamente il messaggio che vi voglio lasciare prima di iniziare la nostra lode. Io sono forte nel Signore. Perciò guarda la tua destra, guarda la tua sinistra, saluta qualcuno, se vuoi mentre lo abbracci digli: tu sei debole, tu sei fiacco, ma nel Signore tu hai la forza necessaria per affrontare tutto, ok? Abbracciamoci e poi subito iniziamo con la nostra lode. Se spero nel Signore,
ringraziare il Signore per ciò che Lui ha dato, per ciò che ha fatto e per ciò che ancora non riusciamo a vedere, ma con un grato cuore, mani verso di Lui, diamo la lode e benediciamo il suo nome. Amen. Vengo davanti a te, solo una cosa io ti voglio dire: grazie Dio, grazie Dio, per ciò che hai dato a me, per ciò che ancora non riesco a vedere. Grazie Dio, grazie Dio, con un grato cuore, con la lode mia, mani verso a te, ti benedirò. Grazie Dio, voglio ringraziare te. Grazie Dio, voglio ringraziare te. Grazie Dio. Per ciò che hai fatto per me, la luce tua ora è nel mio cuore. Grazie Dio, grazie Dio, hai preso il peccato mio, la malattia e il mio dolore. Grazie Dio, grazie Dio, con un grato cuore, con la lode mia, mani verso a te, ti benedirò. Grazie Dio, voglio ringraziare te. Grazie Dio, voglio ringraziare te, per ciò che hai fatto per me, la luce tua ora è nel mio cuore. Grazie Dio, grazie Dio, hai preso il peccato mio, la malattia e il mio dolore. Grazie Dio, grazie Dio, con un grato cuore, con la lode mia, mani verso a te, ti benedirò. Grazie Dio, voglio ringraziare te. 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 Grazie Dio. Facciamo un grande applauso al nostro Signore. Vorrei che noi facessimo una breve preghiera prima di continuare questa lode. Vi chiedo di chiudere i vostri occhi e di parlare con il nostro Signore. Signore, io ti ringrazio, Padre, noi ti ringraziamo perché tu ci hai tolto il dolore, Padre. Ti ringrazio perché tu ci hai donato la vita, Padre, ci hai donato la felicità, ci hai donato un futuro, Padre, dove futuro non c'era, dove felicità non c'era, Padre. Ti ringrazio perché tu ci hai donato tranquillità, Padre, felicità. È tutto grazie a te, Padre. Io ti ringrazio perché noi ti possiamo lodare nonostante tutto. Ti ringrazio perché noi possiamo lodarti in questo paese dove molte persone in altri non possono, Padre. Ti ringrazio per tutto, nel nome santo di Gesù, amen. La croce io guardo, verso essa vado, del tuo dolor partecipare, delle tue opere cantare. Mio
salvato, al Calvario mostrò l'amor del Padre, giusto Dio. Dalla croce mi chiamasti gentilmente, mi attrasse Dio sconcertato, mi avvicino tentato del tuo amore. Diventata vita, grazia riceve La sua croce dalla morte mi salvò, mi diede vita, io ero condannato, ma adesso per la croce io fui riconciliato. Dalla croce mi chiamasti gentilmente, mi attrasse Dio sconcertato, mi avvicino frammentato del tuo amore. Dalla croce mi chiamasti gentilmente, mi attrasse Dio sconcertato, mi avvicino frammentato del tuo amore, sconvolgente il tuo amore. Rendesi fuori e mi mostrò quanto è fedele, sconvolgente il tuo amore. Rendesi fuori e mi mostrò quanto è fedele. Alla croce mi chiamasti gentilmente, mi attrasse Dio sconcertato, mi avvicino spaventato del tuo amore. Alla croce mi chiamasti gentilmente, mi attrasse Dio sconcertato, mi avvicino frammentato del tuo amore. Nei tuoi sogni c'è il vero adoratore, nei tuoi piani una generazione chiama te, prima che io possa pensare tu sai già quello che io dirò. Mi hai creato e conosci il mio cuore, mi hai amato prima ancora che io conoscessi te.
parola che sarà in questo momento, la parola che porterà Samuel, che possiamo ascoltarla attentamente. Oh Padre, ti ringraziamo per tutto, nel tuo nome, amen. Potete sedervi. Grazie. Ok, bene, siamo qui di nuovo nei nostri sabati e che dire, ormai qua sappiamo, no? Stiamo continuando a fare il nostro simpatico percorso. Oggi in particolare parleremo di 1 Samuele capitolo 25, se volete aprire le vostre Bibbie, dove troviamo il nostro caro amico. Ok, no, aspetta. Stiamo continuando a fare il nostro percorso dei sabati, giusto? Perciò potete aprire le vostre Bibbie in 1 Samuele capitolo 25, dove troviamo il nostro caro amico. Davide. Il nostro caro amico. Davide. Quasi. Una volta, come un solo uomo, siamo tutti insieme che stiamo parlando di Davide, vero? Vedo qualche faccina confusa, lo so che il libro si chiama 1 Samuele, però stiamo comunque parlando di Davide, ricordate? Affronta i tuoi giganti, il libro che stiamo facendo ormai da settimane, giusto? Perfetto. Allora, tutti insieme come un solo uomo, dai, ce la possiamo fare. Oggi parleremo del nostro caro amico Davide. Oh là, grazie ragazzi. Perché per quanto Davide sia vissuto tanto tempo fa, è comunque una vita dal quale possiamo prendere esempio. Perché i tempi di Davide non erano così tanto diversi dai nostri, no? Comunque si sta parlando di uomini, comunque si sta parlando di difetti di uomini, e in particolare di cose come egoismo, odio, orgoglio. Abbiamo già sentito cose del genere, no? Forse non avete sentito esattamente così, ma quante volte abbiamo sentito, sia nella nostra società, nei nostri media, oppure di prima mano, avete sentito qualcosa come la legge della giungla? Avete sentito qualcosa come, tu devi pensare solo per te stesso. Qui vige la legge del più forte. Devi pensare solo per te. Lascia stare gli altri. Nessuno di voi ha mai sentito una cosa del genere? Sono l'unico ad aver vissuto in mezzo a una società che mi ha insegnato qualcosa del genere? Perché è questa la domanda, come dire, scomoda che ti voglio fare stasera. Questo modo di pensare è arrivato a te. Ha intaccato il tuo ragionamento. I pronomi possessivi dominano il tuo linguaggio oppure il linguaggio delle persone vicine a te. La mia vita, le mie scelte, i miei sogni, la mia roba, i miei diritti. Diciamo che la società non è esattamente il posto bello, rose e fiori che magari troviamo più volte rappresentato nella Bibbia. Ma è così. È un po' di fango, certo, però anche in mezzo al fango può nascere qualcosa di bello. E oggi in particolare parleremo di un personaggio che lì è nato come un piccolo fiore in mezzo al fango. Oggi ci concentreremo in quel capitolo della vita di Davide che parla di Abigail. Qua quanti di voi conoscono Abigail? È la prima volta che lo sentono, è la seconda? Ok, alzi la mano chi ha già sentito parlare di questo nome. Ok. Alzi la mano chi si ricorda la storia legata a questo nome. Istantaneamente le mani si sono dimezzate, ma va bene così, viva la sincerità. Allora, facciamo un piccolo recap. All'epoca di Davide, Abigail era sposata a un uomo di nome Nabal. Nabal oggi non ci dice niente come nome, però in ebraico era molto in particolare perché significava stolto. E diciamo che lui viveva all'altezza del suo nome. Nabal era, diciamo, una persona moderatamente ricca, magari non il più ricco, ma era decisamente ricco. E la Bibbia lo descrive, se avete le vostre Bibbie aperte, in 1 Samuele, capitolo 25, da dove trarremo tutti i nostri testi, nel versetto 3, l'uomo si comportava con durezza e con malvagità, discendeva da Caleb. Poi, più avanti, nel versetto 17, egli è un uomo così malvagio che non gli si può parlare. Il mondo di Nabal ruotava intorno a un'unica persona, Nabal. E lui rideva all'idea di dover dare qualcosa a qualcuno, di dovere qualcosa a qualcuno, come ad esempio era Davide. E Davide dove l'abbiamo lasciato l'ultima volta?
nel deserto. Però la situazione è cambiata, non è più in quella spelonca di Adullam, perché Davide, con il suo piccolo gruppetto di uomini, offriva un servizio di protezione, perché lì in mezzo alle steppe, in mezzo al deserto, non è che ci fosse esattamente polizia, non è che ci fosse esattamente forze dell'ordine. Quindi i briganti venivano, ti derubavano, saccheggiavano e fuggivano. Davide però con i suoi uomini cosa faceva? Proteggeva le persone lì vicino a loro. Ed era, come dire, un lavoro molto prezioso per l'epoca che Davide e i suoi compaesani dovevano affrontare. E svolgevano un lavoro così bene, ma così di buona qualità, che ascoltiamo quella che è praticamente la recensione di uno dei pastori di Nabal. Lo potete trovare nei versetti 15 e 16, in cui sta scritto: quella gente è stata molto buona verso di noi. Noi non abbiamo ricevuto nessuna offesa e non ci hanno portato via nulla per tutto il tempo che siamo stati con loro quando eravamo nei campi. E qua, mi raccomando, il versetto 16, di giorno e di notte sono stati per noi come una muraglia. Per tutto il tempo siamo stati con loro pascolando le greggi. Sono stati per noi come una muraglia. Che bellissima recensione da ricevere da parte di Davide e i suoi uomini. E allora dov'è che è il problema? Dov'è che nasce il problema? Nasce nel periodo subito dopo la mietitura. Il periodo della mietitura era un periodo di, come dire, festa e relax. Il lavoro dei campi era finito, perché appunto c'era appena stata la mietitura, era il momento di stappare il vino buono, di uccidere il vitello ingrassato, di far festa. Perché? Perché ce lo siamo guadagnati dopo una lunga annata di lavoro. E Davide, sapendo del periodo incombente, pensa fra sé e sé: diciamo che i miei uomini che hanno tanto lavorato per questo benedetto Nabal, che l'hanno protetto, che hanno garantito così i suoi guadagni, meritano un pochettino, no? E quindi Davide cosa fa? Davide manda 10 ragazzi da Nabal. Anche lì Davide, molto furbo, ha una popolazione di gente da sfamare. Giustamente chi è che manda da Nabal? I giovani, che solitamente sono quelli con più fame. Allora, qual è il messaggio che arriva a Nabal? Lo possiamo trovare nel versetto 8. Vedo poche Bibbie aperte. Per carità, fratelli, se vi manca una Bibbia, sappiate che nella nostra libreria sono in vendita, ok? Modica cifra di 4 euro, credo. Potete parlare con Walter. Se li fate gli occhioni dolci, probabilmente vi fa uno sconto. Se fate gli occhioni dolci a me, probabilmente ve la compro addirittura una Bibbia cartacea, in modo che potete seguire i nostri culti. Perciò, 1 Samuele, capitolo 25, non ci sposteremo da lì. Versetto 8. Questi giovani trovino dunque grazia agli occhi tuoi, perché siano venuti in giorno di gioia, e ti prego, ai tuoi servi e al tuo figlio Davide ciò che avrai fra le mani. Questo è il messaggio che Davide porge a Nabal. Di nuovo, in un momento di abbondanza, in un momento di festa. Nabal, di tutta risposta, nei versetti 10 e 11, gli risponde in un modo sgarbato. Ma Nabal rispose ai servi di Davide e disse: chi è Davide? E chi è il figlio di Isai? Sono molti oggi i servi che scappano dai loro padroni. Io dovrei prendere il mio pane, la mia acqua e la carne che ho macellato per i miei tosatori, per darli a gente che non so da dove venga? Qui Nabal sta praticamente insultando Davide, gli sta dicendo: ma chi ti credi di essere? Chi sei? Cosa vuoi tu dalla mia vita, con i miei averi, che io ho lavorato? Non mi interessa della tua protezione che ha garantito che io avessi oggi quello che ho. No, chi sei? Vattene, sei solo un vagabondo in mezzo alla strada. Quanti qua conoscono un Nabal della situazione? Qualcuno che sembra che il cervello e la lingua non siano collegati. Qualcuno che parla così, in un modo così sprezzante, così cattivo, così duro. E Davide, sentendo questa risposta, perché giustamente i giovani subito cosa fanno? Girano i tacchi, corrono da Davide, gli riportano quello che le è successo. Davide si infuria davanti a una risposta del genere. Lui ci dice, nel versetto 21 e 22, ho dunque protetto invano tutto ciò che costui aveva nel deserto, in modo che nulla è mancato di quanto possiede. Ed egli mi ha reso male per bene. Concentriamoci un attimino su questa frase. Mi ha reso male per bene. Quante volte nelle nostre vite noi facciamo uno sforzo, noi ci proviamo, noi facciamo le cose come devono essere fatte e non riceviamo una ricompensa? E anzi, ancora peggio,
riceviamo qualcosa di negativo. Noi vogliamo camminare secondo la legge, che possa essere biblica, che possa essere anche quella dello Stato. Vogliamo fare le cose nel modo giusto, vogliamo avere un'etica, vogliamo vivere in un modo che lascerebbe orgoglioso qualcuno come Gesù. Eppure cosa ci succede? Non solo non riceviamo ricompense, ma addirittura riceviamo male. Egli mi ha reso male per bene. Credo che qua tutti noi abbiamo esperienza di un momento in cui noi abbiamo fatto bene, abbiamo fatto benissimo, abbiamo fatto ottimo, ci siamo lanciati, abbiamo dato ogni singola nostra goccia di sangue per uno scopo e qualcuno si è girato verso noi e ci ha dato male. Continuando a leggere, così tratti Dio i nemici di Davide con il massimo rigore. Fra qui e lo spuntare del giorno, di tutto quello che gli appartiene non lascerò in vita un solo uomo. Questo è il decreto di Davide. Nabal ha peccato, Nabal si è messo contro di me, Nabal ora merita la morte. E qui entra in gioco questo personaggio del quale vi ho parlato, Abigail. Abigail è una donna e come ogni personaggio femminile nella Bibbia assume un'importanza fondamentale per quella che è la storia di Israele, per quella che è la storia che poi ha portato Gesù e per quella che poi è la storia della Chiesa primitiva e poi della nostra Chiesa. La Bibbia ci descrive Abigail come una donna di buon senso e di bell'aspetto. Perciò sì, era bella, era carina, prendetevi nella vostra testa, immaginatevi la ragazza più bella che immaginate, che potete immaginare. Ai mariti ovviamente immaginate le vostre mogli perché sono sicuro che sono belle, sono sicuro che sono piene di testa, sagge, vere donne di Dio. Sì? No? Boh? Forse? Non so. Immaginate voi. Laddove lui è brutale, Nabal, suo marito, e malvagio, lei è saggia e delicata. Lei è questo fiorellino in mezzo al fango. Senza dire nulla al marito, lei si precipita nella strada di Davide. Armata, piena di robe, lo possiamo leggere nel versetto 18, armata di 200 pani, 2 otri di vino, 5 montoni pronti da cuocere, 5 misure di grano arrostito, 100 grappoli d'uva passa e 200 masse di fichi. Abigail si precipita nella strada di Davide piena di cibo. Ai brasiliani qui presenti vorrei sottolineare quei montoni pronti da cuocere, perché credo che tutti noi abbiamo bene in mente che cosa significa portare della carne pronta da cuocere a una persona. E qual è l'effetto? Ci ritroviamo questi 400 uomini armati di spade pronti ad uccidere, 400 più 1 Davide, che rimangono sinceramente a bocca aperta. Alcuni guardano il cibo, alcuni già pensano come cucinarlo, alcuni guardano la donna magari. Ma Abigail sa dell'importanza dell'attimo. Lei è l'unica cosa fra Davide, l'ira di Davide e la sua famiglia, la sicurezza della sua famiglia e morte sicura. Perciò Abigail qua fa qualcosa di molto particolare. Non arriva, non gli manda una lettera, non gli manda un messaggero. No, Abigail, questa donna, che ricordiamoci, moglie di un uomo ricco, moglie di un uomo importante, che aveva appena finito la mietitura, perché se si poteva permettere di dare a Davide tutto quello vuol dire che ne aveva molto di più, Abigail si getta ai piedi di Davide e lo supplica. Lo supplica per un intero paragrafo, per 11 versetti, dal 24 al 33, Abigail supplica. Fra le tante cose lei dice, mio Signore, questa è lei che prostrata davanti a Davide sta parlando a Davide. La colpa è mia. Non è vero, non è vero. Per chi non avesse letto tutto il capitolo ve lo dico subito, non è assolutamente vero. Nabal ha ricevuto quel messaggio, ha risposto subito. Lei non poteva farci assolutamente niente. Eppure Abigail qui dice, la colpa è mia. Permetti che la tua serva parli in tua presenza e tu ascolta le parole della tua serva. Ti prego, mio Signore, non far caso a quell'uomo da nulla che è Nabal, poiché egli è quel che dice il suo nome, si chiama Nabal e lui non c'è che stoltezza, ma io, la tua serva, non vidi giovani mandati dal mio Signore. Molto peculiare, no? Perché lei non difende Nabal, suo marito, è d'accordo nel definirlo un farabutto, però non implora giustizia, non dice, ah no, quello che fa mio marito non è quello che mi riguarda, no, lei implora perdono, attribuendosi colpe che non ha. Offre doni alla casa di Davide ed esorta Davide a lasciare Nabal alla giustizia di Dio ed evitare così un peso nella coscienza.
Anche qui molto particolare Davide, perché vi ricordate di che cosa abbiamo parlato sabato scorso? Davide nella spelonca che poteva uccidere. Ok, di solito la scuola domenicana è un po' fiattiva, ok? Davide aveva questo nemico mortale che lo voleva morto, che era casualmente anche il re di Israele dell'epoca. Davanti all'opportunità di ucciderlo, decide di non farlo perché dice no, la vendetta è del Signore. Io non posso toccare l'unto del Signore, io non posso toccare qualcuno che il Signore ha deciso di mettere là. Il capitolo dopo è pronto ad uccidere Nabal. Ma a parte questo, Davide, davanti a questa esortazione, davanti a questa supplica, perché di nuovo non gliel'ha chiesto gentilmente, non si è messa in abiti succinti, ha cercato di corteggiare Davide per ottenere quello che voleva. No, lei si getta a terra e supplica. Le sue parole però hanno l'effetto voluto. Davide e i suoi uomini si sciolgono come ghiaccioli al sole. E lì Davide inizia con un testo bellissimo che possiamo trovare dal 32 al 35, in cui gli risponde: sia benedetto il Signore, il Dio di Israele, che oggi ti ha mandata incontro a me. Sia benedetto il tuo senno e benedetta sia tu che oggi mi hai impedito di spargere del sangue e di farmi giustizia con le mie mani. Poiché certo, come è vero che vive il Signore, il Dio di Israele, che mi ha impedito di farti del male, se tu non ti fossi affrettata a venirmi incontro, fra qui e lo spuntare del giorno, a Nabal non sarebbe rimasto un solo uomo. Poco più avanti, risale in pace a casa tua, vedi, io ho dato ascolto alla tua voce e ho avuto riguardo per te. Davide ritorna al campo, Abigail ritorna a casa, trova suo marito troppo ubriaco per sentire quello che è appena successo, aspetta la mattina dopo, glielo racconta, 10 giorni dopo Nabal muore. Che dire? Qui è proprio l'esempio perfetto di bellezza che vince crudeltà. E mi raccomando, parlando soprattutto alle ragazze, non è bellezza fisica, nonostante Abigail ce l'avesse, è la bellezza dell'animo che ha toccato effettivamente il cuore di Davide. La mansuetudine ha salvato la situazione, la gentilezza di Abigail ha cambiato il corso di quel fiume d'ira che era Davide e i suoi uomini. L'umiltà ha questo potere. Le scuse possono davvero risolvere controversie. Troviamo in Proverbi 25:15 in cui sta scritto: chi è lento all'ira piega un principe e la lingua dolce spezza le ossa. E la lingua dolce spezza le ossa. Di solito ci ritroviamo a dover affrontare parole, lingua, che ha come unico scopo ferire, distruggere, ammazzare. Eppure qui la Bibbia ci dà l'esempio attraverso questa donna di come questa lingua dolce può spezzare le ossa. Possiamo imparare molto da Abigail. Il potere contagioso della benevolenza, la forza di un cuore gentile. Tuttavia io mi vorrei concentrare su una lezione diversa. Mi vorrei concentrare su un'altra cosa. Distogliere il nostro sguardo da quella viuzza di campagna, da quella viuzza del deserto in cui c'era Abigail, e volgere lo sguardo verso una croce a Gerusalemme. Perché è vero, Abigail è nata e vissuta 1.000.000 di anni prima di Cristo. Lei non sapeva della sua venuta, lei non ha visto quello che Cristo poi ha fatto. Eppure la sua storia prefigura la sua vita. Perché riflettiamo, Abigail si mise fra Davide e Nabal. Gesù si mise fra Dio e noi. Abigail si offrì volontaria per ricevere su di sé la punizione dei peccati di Nabal. Gesù permise al cielo di punirlo per i peccati tuoi e miei. Abigail allontanò l'ira di Davide. Cristo non ti ha forse protetto da quella che è l'ira di Dio? Infatti Cristo ci viene definito, in 1 Timoteo, solo mediatore fra Dio e gli uomini. Cristo Gesù uomo che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Cristo visse una vita che noi non potevamo vivere, prese su di sé la punizione che noi non potevamo sopportare per offrirci una speranza al quale non possiamo resistere. Il suo sacrificio
ci spinge a porci una domanda. Se noi abbiamo ricevuto così tanto, se Egli ci ha amato così tanto, non possiamo noi amarci gli uni agli altri? Se siamo stati perdonati, non possiamo perdonare, perché noi abbiamo qualcosa di diverso da quello che era Nabal, noi abbiamo qualcosa di diverso da quello che le persone lì fuori ci spingono, ci costringono e ci dicono contro. Noi abbiamo in primis ricevuto quella che è la grazia di Dio. Se abbiamo banchettato in quella che è la tavola della grazia, non possiamo lasciare forse una briciola per quelli che sono vicini a noi. E questo è il messaggio controculturale, il messaggio di impatto di quella che è la Chiesa, la Bibbia e la vita con Cristo. Dare un po' di quell'amore. Perché la società, il mondo ci insegna che se qualcuno ti cava via un occhio, tu cavalene via 2. Se qualcuno ti fa male, tu dagli via il doppio. Poi piano piano la Bibbia inizia e dice, no, sai cosa? Se qualcuno ti fa male, tu trattalo come vorresti essere trattato. Poi poco più avanti nei Vangeli fa un passo ancora in più. No, non trattare le persone come vorresti essere trattato, ma trattale come Dio vuole. Perché? Perché così come Dio ha agito nella tua vita, tu oggi puoi dare una briciola, puoi dare poco, puoi dare quel pizzico a quella persona. Trovi il tuo mondo di Nabal difficile da digerire? Ti trovi circondato da persone che fanno solo il male, da persone che aspettano solo che tu ti giri di spalle per darti una coltellata sulla schiena? Ti trovi davanti a persone che aspettano solamente che tu ti distrai un attimo per poter dire «Ehi, professore, no, lui ha combinato un casino, mettili una nota». Oppure ti trovi qualche collega di lavoro che aspetta soltanto che tu faccia un piccolo sbaglio subito per fare da responsabile e dire «Ehi, no, guarda là, lui ha sbagliato, lui ha peccato, lui non merita». Quando ti ritrovi in queste situazioni, fai come Davide. Sposta il tuo sguardo da Nabal. Smettila di fissare Nabal e metti il tuo sguardo su Abigail. Metti il tuo sguardo su Cristo. Guarda di più il mediatore e meno i provocatori. Ci siamo soffermati su una frase all'inizio, no? Una frase che Davide ha proferito. Andando a ripescarla, nel versetto 21, egli mi ha reso male per bene. Questa era la vita di Davide, questa è la vita di molti che ancora oggi vivono così. Lui mi ha dato male per bene, adesso io gli darò male. Eppure la sfida che vi lascio oggi la possiamo trovare in Romani 12, 21. Voglio che ve lo ricordate bene a memoria, che ve lo fissate bene nella vostra fronte. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Ma Signore, c'è Saul che mi vuole morto. Io ce l'ho qui davanti a me, lo potrei uccidere, potrei risolvere tutti i miei problemi. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Signore, Nabal, io l'ho protetto, io gli ho dato modo di diventare così tanto ricco. Eppure Nabal cosa ha fatto? Mi ha insultato, mi ha chiamato un vagabondo, ha deciso di non darmi niente. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Romani 12, 21. Ok? Se avete dubbi, 1, 2, 2, 1. Speculare. Romani 12, 21. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. In un mondo di fango, in un mondo di Nabal, comportati come Cristo. Guarda verso Cristo. Lui ti ha dato l'esempio perfetto di qualcuno che ha sofferto, qualcuno che ha dovuto sopportare di tutto e di più, e non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Ora vorrei chiedere di chiudere i vostri occhi, perché vorrei terminare con una preghiera, sempre fissando lo sguardo su questo versetto. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Un versetto così corto, così semplice, ma che dice abbastanza, che ci lancia una sfida che noi oggi, spero insieme a me, insieme ad altri miei fratelli, siamo pronti ad accettare. Perciò preghiamo insieme.
Padre, siamo qua solo per la tua gloria, per quello che tu hai fatto per noi. Noi oggi ti vogliamo proclamare, ti vogliamo innalzare, vogliamo lodare il tuo santo nome. Ti preghiamo, Padre, di prendere questa parola che abbiamo sentito oggi e di lasciarcela dentro al nostro cuore, non farcela dimenticare, Padre. Permettici di continuare a pensarci, permetti di continuare a riflettere su questo versetto. Ti prego, Padre, di aiutarci a darci quella forza morale per non lasciarci vincere dal male, ma per vincere il male con il bene. Ti ringraziamo, Padre, per la tua grazia, per come tu ci hai dato l'esempio in primo luogo, e ti ringraziamo per tutte quelle volte che hai deciso di offrirci ancora una volta perdono, nonostante noi per primi avessimo fatto del male. Ti prego, Padre, di perdonare i nostri peccati, di perdonare quei momenti in cui ci lasciamo vincere dal maligno, in cui decidiamo di dare quello che abbiamo ricevuto, in cui vogliamo fare la nostra vendetta. Ti prego, Padre, ricordaci ancora una volta della vita di Davide. La vendetta è tua, noi la vogliamo lasciare a te. Padre, guarda la sofferenza dei tuoi figli e intervieni e semina, Padre, la tua giustizia a questi figli sofferenti. Noi te lo chiediamo, noi te lo imploriamo. Ti ringraziamo, Padre, per questa opportunità che abbiamo di stare insieme, di poter gioire, lodare, cantare a te. E ti chiediamo tutto questo non perché ce lo meritiamo, ma sempre attraverso la grazia, la tua infinita grazia che rinnovi ogni mattina del tuo Figlio Gesù. Amen. Possiamo donare non soltanto in maniera monetaria, non soltanto in quello che in maniera fisica, no? Ma che possiamo donare noi stessi, il nostro cuore, che noi possiamo prendere questo momento per donare al nostro Signore. Amen? Amen? Amen. Vengo davanti a te, solo una cosa io ti voglio dire. Grazie Dio, grazie Dio, per ciò che hai dato a me, per ciò che ancora non riesco a vedere. Grazie Dio, grazie Dio, con un dato cuore, con la lode mia, ma diverso a te, ti
Padre, ti ringrazio perché abbiamo la possibilità di leggere la tua parola, di imparare da essa, Padre. Ti ringrazio perché molte persone non hanno questo privilegio, Padre. Ti prego che noi, ora che abbiamo appreso la tua parola, Padre, possiamo anche nei piccoli gruppi e nel restante della settimana, Padre, meditare su quello che abbiamo imparato, Padre. Che sia la tua parola, i tuoi insegnamenti a condurci, Padre, a condurci durante la nostra vita. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Vi rubo giusto qualche minuto del vostro tempo, qualche secondo, perché abbiamo il nostro momento degli annunci. Molto breve, vi ricordo il Prayer Camp 2024 dall'8 al 13. Se volete iscrivervi, se volete sapere quote di iscrizione, eccetera, eccetera, potete contattare Pastor Sandro che può alzare la mano, che se qualcuno non lo conosce è lui, potete rivolgervi a lui. Campeggio giovani e adolescenti, quindi se avete figli adolescenti, se avete figli giovani, portate i vostri figli, che lì troverete persone competenti per far imparare ai vostri figli quello che c'è scritto nella parola, ed è un campeggio incentrato sulla preghiera. Ok, allora, prossimo abbiamo il nostro campeggio anche qui dei bambini. Se avete dei figli mi sembra, adesso forse Cecilia mi correggerà, tra i 3 e i 12 anni, potete sempre rivolgervi a Cecilia, non so se la vedo, non è qua, probabilmente la incontrerete fuori da questa sala. Potete chiedergli maggiori informazioni. Ok, 25 maggio 2024 ci sarà l'incontro delle donne. Siete benvenuti. So che ci sarà anche una raccolta. Ci saranno premi da vincere. Venite, vi aspettiamo. Prossimo incontro è Rallegrati, però Rallegrati è organizzato dai giovani. Qui chiamo Pedro, ok, eccolo là. Vi lascio a lui questo annuncio. Aiuto, prima volta qua sopra comunque. Allora, Rallegrati Youth sarà un evento che si svolgerà qua in chiesa l'8 di giugno alle 18 e praticamente sarà un incontro giovani con varie chiese diverse, sarà organizzato dal gruppo Rallegrati comunque, e saranno più o meno 4 chiese che verranno a suonare qua, più noi, e una decina di chiese che verranno per partecipare, e sarà un incontro giovani con tanta lode, comunione, e vi aspetto tutti perché sarà bello, e questo. Basta. Bravi, un applauso a Pedro la sua prima volta, dai. Ok, credo che sia rimasto esattamente, sarà, adesso non ci vedo bene ragazzi, sono miope, 29 giugno, che è un sabato. Non ci sarà il culto giovani, bensì verrà questo cantante Nico Battaglia. Venite, affrettatevi e segnatevelo sul calendario perché è un'occasione unica, anche e soprattutto per chi vuole avvicinarsi al mondo della musica, soprattutto per chi magari è fan di Nico Battaglia, ha già ascoltato una delle canzoni, che tra l'altro una delle canzoni in cui cantiamo spesso, che non mi ricordo qual è, Bruno mi aiuterà, la canzone di Nico Battaglia che cantiamo, il re dei re, ok? Questa canzone è di Nico Battaglia. E segnatevelo sul calendario, mi raccomando, venite. Credo che siamo giunti al termine, forse c'è la slide che dobbiamo mandare a casa, non so se la proietteranno, vediamo se Marzia ha voglia di proiettarla. Sto scherzando. Ora ci divideremo nei nostri piccoli gruppi e chiedo di gentilmente, volete salutare? Sì, va benissimo salutarvi, però cerchiamo di andare perché altrimenti facciamo tanto tardi e dopo invece di prestare attenzione dormiamo. Vi ringrazio, se è la prima volta che siete venuti, benvenuti, se è la seconda, terza volta spero che continuate a venire
E vi ringrazio per l'attenzione. Ciao ciao. Chiedo